vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco nei tuoi occhi. Bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Da te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tuo, vicino a te io rimarrò, il tuo sguardo mi incontrò. Io sono tu, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a bruciare, fuoco negli occhi, fuoco nei tuoi occhi, mi ha fatto innamorare, bruciando tutti
sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Puoi alzare la tua mano e adorare il Signore. Comincia ad adorare il Signore, comincia a dire a Lui parole di adorazione. Comincia a dire a Lui che Lui è santo. Comincia a dire a Lui, Signore, brucia ancora una volta nel mio cuore, Signore. Ah, Spirito Santo, se io mi sento lontana da Te, Signore, Signore, brucia ancora una volta dentro di noi, Signore. Brucia con il tuo Spirito Santo, rinnova, Signore, fa rinascere, Signore, perché Tu sei santo, Tu sei bondoso, Tu sei misericordioso, Tu sei grande, Signore. Noi vogliamo innalzare il Tuo nome questa sera, Padre. È perciò che noi siamo nati, Signore, è perciò che noi siamo, Signore, è perciò che noi viviamo, Signore. Noi vogliamo innalzare il Tuo nome, Signore. La Tua Chiesa ti clama, Signore, la Tua Chiesa ti chiama, Signore, la Tua Chiesa ti esalta, Signore, la Tua Chiesa innalza il Tuo nome, Padre. Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore. Ho ancora fame. Io ho ancora fame, e ancora vieni, bruciare. Io ho ancora fame, brucia dentro di noi, brucia tutti gli altri amori. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Brucia, brucia. Io ho ancora fame, c'è ancora della Spirito Santo, so che Tu sei qui, Tua presenza è qui, il Tuo Spirito è qui. Devo dire quello che lo Spirito Santo sta ministrando al mio cuore. Ed è dall'inizio di questa canzone che noi cantiamo, bruciando tutti gli altri amori. E io non so qual è l'amore
che occupa il tuo cuore. Non so se è l'amore ai soldi, non so se è l'amore all'alcol, alle sigarette, se hai qualche dipendenza, se è l'amore a qualsiasi tipo di vizio. Ma oggi Dio sta bruciando tutti questi amori. Con il suo amore Lui sta bruciando tutti gli amori che non devono occupare il tuo posto. In nome di Gesù, in questo momento comincia a pregare a Dio, comincia a mettere davanti a Dio tutto ciò che tu non riesci a liberarti. Se non riesci a smettere di fumare, consegna questo all'altare. Se hai un amore per l'alcol, consegna questo all'altare, e Dio con il suo fuoco purificatore comincerà a purificare dentro di te, comincerà a togliere la sporcizia, perché tu sei tempio dello Spirito Santo. Tu sei un tempio purificato per essere abitazione del Dio Altissimo. E Lui in questo momento brucia tutti gli altri amori, tutto ciò che non deve occupare il tuo cuore. Lui sta bruciando. Brucia, brucia ancora. Il fuoco. Fuoco nei tuoi occhi Mi ha fatto. mi ha fatto innamorare. Bruciando tutti gli altri amori. Tutti gli altri amori, bruciando tutti gli altri amori. Fuoco nei tuoi occhi mi ha fatto innamorare, bruciando tutti gli altri amori, 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 bruciando tutti gli altri amori. Alleluia. Niente di quello che non appartiene a Dio occuperà più il posto del nostro cuore. Alleluia. Tuo Spirito, Spirito Santo. Amém. Amen. C'è un clima di adorazione questa sera in mezzo a noi. E il mio desiderio è che questa adorazione non venga a perdersi. Non venga a perdersi. Non sottovalutare la parola adorazione, non sottovalutare che cos'è l'adorazione per la vita di noi cristiani. Questa sera dopo il culto avremo qua il worship pray. Non so se tu ti sei già programmato per restare, se te l'hai scordato, se non ti sei assolutamente programmato, ma il mio invito è quello di restare qua questa sera dopo il culto per continuare ad adorare il nostro Dio. L'adorazione nella Bibbia non è soltanto qualcosa che Dio ci richiede. Certo, Dio vuole spirito e verità, ma l'adorazione è qualcosa di molto più profondo, qualcosa che va molto oltre il semplice compiacere Dio. In Romani al capitolo 12 c'è scritto che voi dovete offrire i vostri corpi viventi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Dobbiamo offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Non è di difficile interpretazione capire che cos'è un sacrificio vivente. Noi non siamo sacrifici morti, non siamo sull'altare dei sacrifici, noi siamo vivi e quindi noi dobbiamo essere un sacrificio a Dio con la nostra vita. Non è difficile capire che cos'è un sacrificio santo. Un sacrificio santo è un sacrificio separato per Dio, un sacrificio
puro per Dio, ma per capire che cos'è un sacrificio vivente, un sacrificio gradito a Dio, noi dobbiamo capire cos'è l'adorazione a Dio. C'è una storia nella Bibbia in Genesi 4 che ci parla di due fratelli, Caino e Abele. Se vi ricordate questa storia, Caino offre un sacrificio di frutti della terra a Dio e anche Abele offre un sacrificio a Dio offrendo dei primogeniti del suo gregge. Alla fine di questa storia Dio dice che preferisce l'offerta di Abele e poi sappiamo come finisce. Caino chiama Abele nel suo campo e lo uccide. Ma perché Dio ha preferito l'offerta di Abele quella sera, quel sacrificio? Perché Abele non aveva semplicemente sacrificato i primogeniti e quindi la primizia del suo gregge. Quello che la Bibbia ci dice è che Abele aveva sacrificato i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E se noi andiamo a vedere nel libro del Levitico, in ogni sacrificio che veniva fatto sull'altare, qualunque fosse il peccato, qualunque fosse l'animale di sacrificare, qualunque fosse il motivo per il quale veniva fatto quel sacrificio, ogni sacrificio aveva un punto in comune, che quando veniva offerto il sacrificio, il grasso dell'animale doveva essere fatto bruciare sull'altare affinché il profumo salisse come adorazione a Dio. L'offerta di Abele è stata gradita a Dio perché Abele non ha semplicemente sacrificato qualcosa, lo ha sacrificato portando adorazione a Dio. Per questo sto dicendo, non fermiamoci di adorare Dio, perché se noi vogliamo offrire i nostri corpi come sacrificio vivente a Dio e gradito a Dio, noi dobbiamo adorare Dio. Noi dobbiamo adorare Dio. Adora Dio con la tua vita, adora Dio ogni secondo della tua vita, ogni minuto della tua vita, non smettere di adorare Dio. Adora Dio con le tue azioni, adora Dio con la tua bocca, adora Dio con il tuo cuore. Adora Dio, perché così potrai essere gradito a Dio. Essere non come quelli che Dio un giorno guarderà e dirà: io a voi non vi conosco. Ma voi così potrete essere come quelli al quale Gesù dirà: entrate per questa porta. Entrate e cenate con me, entrate perché io vi ricevo nella mia casa. Adora Dio e non smettere di adorare Dio. Che questa sera possa essere una sera di vera adorazione a Dio, ma che quando noi usciamo da quella porta, la nostra adorazione possa continuare nei nostri cuori e possa essere viva in questa settimana. Amen. Noi siamo un popolo di adoratori scelti da Dio. Adoriamo Dio con la nostra vita. Amen. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Siediti adorando Dio. Si sente tante volte dire, no? Potete sedervi glorificando il Signore. Ogni cosa dobbiamo farla adorando Dio, perché ogni cosa che facciamo adorando Dio, in quello Dio sarà glorificato, in quello Dio, questo è ciò che Dio gradirà. Amen. Vogliamo passare qualche avviso di questa settimana prima di ricominciare ad adorare il Signore. Questa settimana, questa sera, come abbiamo già detto, ci sarà il worship pray, quindi dopo il culto ci fermiamo qua, ci sarà la cucina. Non andate via, restate qua, mangiamo qualcosa insieme, poi alle ore 11 comincerà questo momento di adorazione. Non so a che ora finirà, so solo a che ora comincerà, ma se tu hai la possibilità, chiedi a chiunque si è già fermato a vivere questo momento e ti potrà testimoniare che è un momento prezioso alla presenza di Dio, in cui Dio ricarica la nostra vita spirituale. Dopodiché, per i giovani l'incontro di domani non potrà esserci perché la Sonia, leader dei giovani, è malata. Vogliamo fare anche dopo una preghiera. Ci sono diverse persone malate oggi nella nostra chiesa. È un'epidemia, sembra che sta passando un po' in tutta Verona e vogliamo pregare per i nostri fratelli malati. Prima di ricominciare ad adorare, quando faremo una preghiera dopo, pregheremo per tutte queste persone che sono malate. Noi crediamo nella cura del dottore, dei dottori, siamo certi che una preghiera da parte di una chiesa possa avere grande efficacia.
Oltre a questo, questa settimana ricominceranno i culti in casa. Siamo stati fermi un paio di settimane, ma questa settimana riprendiamo. Abbiamo avuto il pastore Paolo che ci ha aiutato anche nello sviluppo di questo progetto di culti in casa. E questa settimana ricominceremo, credo che ricominceremo nella zona del lago, quindi voi che siete del lago tenetevi pronti, perché quindi saremo lì da voi. E infine, sala di intercessione, come sempre, alle ore 19:30, tu che hai questa possibilità sei benvenuto, ormai è diventata un'abitudine la nostra sala di intercessione e sono certo, più che certo, che se qualcuno di voi questa sera ha sentito la presenza dello Spirito Santo in queste lodi, è anche grazie alle persone che prima hanno intercesso per il culto di oggi. Amen. Ci alziamo in piedi, vi siete riposati abbastanza? Stiamo in piedi, facciamo una preghiera, preghiamo in questo momento per le decime, per le offerte, ma come ho detto, mettiamo in questa preghiera anche le persone che sono malate. Se tu conosci qualcuno che oggi non si sente tanto bene, che oggi è carente di salute, qualunque sia la sua malattia, io ti invito in questo momento a pregare per questo motivo. Forse tu non hai ancora pregato per questa persona, forse ti sei affidato alle medicine per la cura di questa persona. Io voglio invitarti a affidarti nella grazia di Dio, nella sua misericordia e nella potenza della sua destra per la cura di questo tuo parente, di questo tuo amico, di questo tuo conoscente. Amen. Padre, noi ti vogliamo in questo momento pregare, Signore, per le nostre decime, per le nostre offerte. È un momento in cui noi veniamo a offertare alla tua casa, Dio, a portarti anche questa adorazione, Signore. Noi ti chiediamo, Dio, che possa bruciare su questo altare come il miglior grasso e salga a te come un profumo, Signore, gradito a te per la tua lode, Signore, perché tu possa guardarci con un occhio gradito, Signore, che noi possiamo essere un sacrificio vivente, gradito a te anche attraverso questa forma di adorazione. Benedici, Signore, ogni casa, Signore, ogni persona che è qua presente, donando ad ogni casa la tua pace, la tua gioia e la tua prosperità, Signore, conforme alla tua volontà. Oggi però, Signore, voglio pregarti anche per tutte quelle persone che oggi non possono essere qua perché sono ammalate. Se ognuno di noi, Signore, conosce, se qualcuno di noi, Signore, conosce qualcuno che oggi non sta bene, qualunque sia la causa della sua malattia, se si fosse una semplice influenza o qualcosa di più grave, noi crediamo in te, Dio. Noi confidiamo in te. Noi sappiamo che tu sei capace di fare miracoli nelle vite delle persone. E sappiamo, Signore, che una preghiera può essere molto potente da smuovere, Signore, il tuo cuore verso queste cause. Io ti chiedo, Signore, di venire questa sera a visitare ogni persona che è a casa malata. Vieni, Signore, nelle loro case, Signore, porta il tuo spirito, uno spirito di rinnovo, uno spirito di guarigione, uno spirito di cura, Signore, affinché ognuna di queste persone possa rialzarsi in questo momento dal suo letto e cominciare a glorificare il tuo nome. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. De generazioni arrese in lode, cantando una canzone all'agnello. Quelli che sono andati a te e quelli che crederanno, cantando una canzone all'agnello. Tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano, Santo, tutta la creazione, Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre.
canteremo amen e gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei santo, santo per sempre. Il tuo popolo chiama santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. Tuo nome è più alto, tuo nome è il più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli santo, tutta la creazione santo, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta, il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Potete sedervi? Amen. Padre, ti ringraziamo per questo culto, per tutto quello che fino adesso hai già fatto in mezzo a noi. Sappiamo, Signore, che il tuo Spirito Santo è stato qua, abbiamo sentito il suo agire, abbiamo sentito la sua presenza, anche se non lo possiamo vedere, anche se non lo possiamo toccare, perché come il vento noi siamo certi, Signore, che Lui è qua, perché abbiamo sentito il suo agire in mezzo a noi, abbiamo visto i suoi frutti
prendere vita in mezzo a noi questa sera. E in questo momento, Signore, noi sentiremo la Tua parola. Io ti chiedo, Dio, che Tu possa avere la libertà di parlare ai nostri cuori, di compiere la Tua volontà in mezzo a noi. Signore, io non ho la capacità, Signore, di portare la Tua parola, ma se Tu vuoi, Signore, puoi purificare la mia vita affinché io possa essere uno strumento, Signore, per Te questa sera, che il Tuo Vangelo possa arrivare ad ogni creatura, ricordandoci chi Tu sei per noi. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Chiedo di aprire le vostre Bibbie. Quanti hanno la Bibbia oggi? Dai, là. Numero aumentato, ma voglio vedere tutte le mani alzate sabato prossimo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Vangelo secondo Matteo capitolo 10, leggerò i versetti 29, 30 e 31. E basta. Alex mi ha chiesto, ma leggi solo questi oggi? Davvero? Ma dopo ci ritorni? Veramente leggo solo questi. Dice così: due passeri, qui è Gesù che sta parlando, due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra, cioè non ne muore neanche uno, senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete molto più dei passeri. Amen. Qui Gesù sta dando un insegnamento molto semplice e molto chiaro. Due passeri si vendono per un soldo era un 12° di un denaro, diciamo, erano una cosa veramente misera. I passeri erano il cibo dei poveri al tempo di Gesù. E ha detto, due passeri non si vendono per un soldo, eppure nessuno di questi passeri può morire senza il permesso di Dio. Quindi voi che siete fatti a immagine e somiglianza di Dio, voi che siete chiamati da Dio figli, voi che siete chiamati da Dio amici, non temiate, perché Dio conta anche i capelli che ci sono sulla vostra testa. Voi valete molto più di due passeri. Oggi voglio portare una parola, non siamo all'interno di nessuna serie. Abbiamo finito la serie Io Sono, abbiamo ricevuto il pastore Paolo. Magari cominceremo un'altra serie, ma oggi in realtà volevo portare una parola su un altro argomento che non c'era bisogno di fare una serie su questo argomento. È un argomento che sto studiando da diverso tempo, da qualche settimana, mese, e volevo portare proprio una parola su questo argomento qua. Ma non porterò una parola su questo argomento qua, quindi in realtà avrei potuto cominciare una serie, perché non porterò più la parola su questo argomento. No, in realtà non porterò la parola su questo argomento, avevo già detto su cosa avrei predicato anche ad Andrea, ma ieri Dio ha cambiato la parola che avrei dovuto portare questa sera attraverso un suo semplicissimo e per nulla spirituale, se vogliamo metterla così, intervenire nella mia vita di tutti i giorni. Io voglio raccontarvi molto velocemente 3 testimonianze che hanno segnato la mia ultima settimana, i miei ultimi giorni. La prima testimonianza risale a qualche giorno fa, poco tempo fa. Ho avuto una
una conversazione con una persona. Questa conversazione è stata una conversazione che non mi ha lasciato particolarmente felice. Io sono rimasto molto male alla fine di questa conversazione e veramente mi sentivo male, spiritualmente male, debole, anche non avevo più voglia quasi di fare niente, nel senso ho cominciato a dubitare di tutto, ho cominciato a dubitare del ministero che Dio mi ha dato, ho cominciato a dubitare della visione, ho cominciato a dubitare del mio agire, ho cominciato a dubitare di tantissime cose dopo questa conversazione. Per questo, dopo neanche 5 minuti che ho avuto questa conversazione, la cosa che mi è rimasta da fare è stata quella di piegare le mie ginocchia. Non ero neanche a casa, nel luogo in cui ero, in quel momento mi sono inginocchiato e ho cominciato a pregare Dio e a chiedergli una nuova conferma su tutto quello che Lui già mi aveva confermato. Ma gli ho chiesto: Dio, ho bisogno di un'altra conferma. Andrea studia tanto i temperamenti delle persone, no? Dice che io sono flemmatico. Non so se sapete cosa vuol dire, io ancora non l'ho capito tanto bene, ma una delle cose che ho scoperte sui flemmatici è che sono molto incerti, hanno un continuo bisogno di una conferma, no? E un flemmatico della Bibbia è Gedeone. Sapete che Gedeone ha avuto bisogno di un sacco di conferme prima di partire con quei 300 verso l'esercito dei Madianiti. Ecco, io sono come un Gedeone, io quando c'è un dubbio ho bisogno di una certezza da parte di Dio, di una conferma da parte di Dio. E quindi mi sono inginocchiato, ho pregato nuovamente, chiedendo a Dio una conferma su tutto quello che in quel momento avevo di dubbio sulla mia vita. Insomma, il giorno dopo, Dio non si è fatto attendere, il giorno dopo nel pomeriggio mi arriva un messaggio di una persona e in quel messaggio questa persona mi diceva: vai avanti, sei sulla strada giusta. Ho cominciato a confermare tante cose. Ma sapete, io quel messaggio l'ho preso un po' come un messaggio di un fratello, così, diciamo, non ci ho dato tanto peso, sicuramente ero contento, ma senza darci tanto peso. Il giorno dopo però, la mattina, mi arriva un audio di un altro fratello e anche in quest'audio quest'altro fratello mi rincuorava, mi confermava, mi diceva: io sono con te, siamo insieme. E insomma caspita, sono stato veramente felice anche da questo messaggio. In realtà ancora non avevo pensato a quella preghiera, ma è stato un momento di vera gioia, tanto che gli ho risposto con tanta gioia. Poi la sera di quel giorno lì, il terzo fratello mi manda il terzo messaggio, ancora una volta, confermandomi, dandomi una parola di supporto, di gioia, di esortazione. E quando mi è arrivato il messaggio di questo terzo fratello, allora ho capito, ma come si dice, 3 indizi fanno una prova, no? Quando mi è arrivato il messaggio di quel terzo fratello, ho capito che questa era la risposta di Dio. Dio mi stava dando una risposta a questa preghiera, confermandomi di continuare su questa strada. È stata una preghiera molto semplice quella che ho fatto. Io mi sono inginocchiato e non ho urlato. La Bibbia ci mostra tante preghiere, no? Come si può pregare. Ci sono anche scuole di teologia. Qual è la preghiera che piace a Dio, come si deve pregare. Oggi sentiamo molte persone che pregano urlando, come se la potenza della preghiera venisse dalla voce. La potenza della preghiera non viene dalla voce. Se vi ricordate la storia di Anna, aveva pregato in silenzio, tanto che il sacerdote dell'epoca gli ha detto: tu cosa fai qua nel tempio? Sei ubriaca, vai fuori. E lei gli ha detto: no, non sono ubriaca, stava pregando in silenzio. La potenza della preghiera non sta nella potenza della voce, la potenza della preghiera sta nel nome di Gesù. Lui è la potenza della nostra preghiera, perché è nel nome di Gesù che noi possiamo essere esauditi, perché è nel nome di Gesù che c'è la vera potenza, nel nome di Gesù. Se noi siamo battezzati in Cristo, noi siamo battezzati in Cristo. In Galati al capitolo 3 Paolo ci dice: se voi siete battezzati in Cristo, siete anche rivestiti di Cristo.
Questo vuol dire che noi siamo dentro di Cristo. Essere battezzati vuol dire essere immersi. Battezzare, la parola battezzare significa immergere. Quindi quando Paolo ci dice se siete battezzati in Cristo, vuol dire se siete immersi in Cristo, siete anche rivestiti di Cristo. Per quello quando noi preghiamo nel nome di Gesù c'è potenza, perché Gesù è colui che ci riveste e noi preghiamo nel nome del Figlio di Dio. Essere battezzati in Cristo significa essere ricoperti di Cristo. Essere ricoperti di Cristo significa che quando Dio ci guarda, vede in noi Gesù. Quando noi preghiamo nel nome di Gesù, preghiamo nel nome di colui che è più forte, nel nome di colui che è più potente, se noi siamo in Cristo. La seconda testimonianza che ho da fare, una testimonianza sempre, come sono tutte testimonianze di questi ultimi giorni. E io è da un mese, più o meno un mese, che avevo mal di denti. Non so se ti sei accorta che da una settimana che non mi lamento del mal di denti. È da più di un mese che avevo mal di denti, ma non avevo mal di denti, avevo proprio un'infezione nella gengiva. E non potevo andare dal dentista a farmi curare, perché se c'è un'infezione il dentista ti dice io non posso farti niente, prima l'infezione ti deve passare e ti prescrive l'antibiotico. Quindi non serviva andare dal dentista, ma comunque ho preso l'antibiotico. Ho preso l'antibiotico per più giorni di quello che avrei dovuto prendere, nonostante questo l'infezione non mi è passata. E quindi continuavo con questa infezione qua, tant'è che oggi non c'è la missionaria Josiane. Domenica mattina, quando abbiamo fatto il caffè qua con gli operai, sono andato di nascosto, visto che so che anche lei ha questi antibiotici, no, che anch'io uso per i mal di denti, e quel giorno lì la dottoressa non poteva esserci perché era una domenica per prescrivermelo. Ho detto non è che avresti una scatola di antibiotico da passarmi, perché quel giorno lì avevo veramente troppo dolore. E cos'è successo? Che in quella mattina, finché stavamo facendo questa preghiera degli operai, questa riunione degli operai col pastore Paolo, eravamo tutti quanti qua in semicerchio e il pastore Paolo stava ministrando, no? E a un certo punto si è messo a ministrare sulla preghiera, e di una volta che ha pregato per un suo vicino di casa che aveva un mal di schiena cronico che non gli passava mai, e lui è andato a pregato per questo suo vicino di casa e il mal di schiena gli è passato. E quando ha fatto la dimostrazione di questa preghiera che ha fatto, lui si è avvicinato a me finché parlava con tutti, no? Mi ha messo la mano sulla spalla e ha detto le parole che ha detto a quel suo vicino di casa, ovvero nel nome di Gesù tu sei curato. Quando ha detto queste parole a me è venuto in mente la sera prima. Non so se vi ricordate che la sera prima il pastore Paolo aveva pregato per guarigione alla Chiesa. Aveva detto a tutti quelli che hanno un'infermità, che sono malati, alzino le mani. Io non avevo alzato la mano. Non perché non volessi alzarla, ma perché non sapevo che cosa volesse fare. Magari dopo c'era bisogno di pregare per le persone, quindi se avessi alzato la mano sarei stato in una condizione che non avrei potuto pregare per le persone. E quindi sono rimasto con la mano abbassata, però avevo questa infezione al dente. Sapevo che avrei dovuto ricevere questa preghiera proprio perché mi faceva un male questi ultimi giorni. E insomma quel giorno lì lui ha messo la mano sulla mia spalla e ha detto nel nome di Gesù tu sei curato. Io in quel momento ho profetizzato sulla mia vita dicendo Dio, lo so che queste parole sono semplici parole che tu hai detto affinché un'altra persona fosse curata, ma ti chiedo perdono se ieri non ho alzato la mano, ma oggi voglio ricevere queste parole come una cura per me. Sembra incredibile, ma non lo è, perché chi conosce Dio lo sa che non lo è. Ma il giorno dopo, già la sera l'infezione era svanita. Il giorno dopo Fabiana avrebbe dovuto portarmi quella famosa scatola di antibiotico. Ahimè, si è dimenticato, ma in realtà non avevo più bisogno.
quando dopo Giosiane si è sincerata per chiedere se le aveva portate, ho detto guarda, non le ho portate ma non c'è più bisogno, sono stato curato da Dio. Questa infezione è passata dalla mattina alla sera. Infatti per questo non hai più sentito che mi lamentavo per i mal di denti in questi giorni. Profetizzare nella nostra vita è qualcosa che Dio ci chiede di fare. È chiaro, non dobbiamo profetizzare cose che non stanno nella Bibbia. Quando Dio chiede nella Bibbia a persone di profetizzare, al profeta Ezechiele continua a dire figlio d'uomo, vai profetizza, ma sempre dice vai e profetizza e dici a questo popolo ascoltate la parola di Dio. Profetizzare significa portare la parola di Dio, quindi noi non dobbiamo profetizzare che noi o altri diventeremo milionari, miliardari. Questa non è la parola di Dio. Noi dobbiamo profetizzare secondo la parola di Dio, e la parola di Dio ci dice che Dio è un Dio che cura, ci dice che Dio è un Dio che salva, ci dice che Dio è un Dio di miracoli, ci dice che Dio è un Dio che prende cura di noi, ci dice che Dio è un Dio che restaura famiglie, ci dice che Dio è un Dio che porta persone al ravvedimento, ci dice che Dio è un Dio che ci fa anche camminare sulle acque se c'è la necessità. E quindi profetizziamo, Dio ci dice di profetizzare. Per chi oggi avesse qualche dubbio, profetizzare non vuol dire rivelare il futuro nella vita delle persone. Profetizzare significa parlare nel nome di Dio. Parlare nel nome di Dio. E Dio ci chiama a parlare nel suo nome. Quando Gesù nel suo ultimo comandamento ci ha detto andate per il mondo a fare discepoli, a battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e ad insegnare ogni cosa che io vi ho insegnata, in quel momento lui ci sta dicendo andate per il mondo a profetizzare, andate per il mondo a portare la parola di Dio, andate per il mondo a portare il Vangelo, a portare il messaggio di Dio. Noi siamo chiamati a profetizzare, noi siamo chiamati a parlare nel nome di Gesù. E se tu credi, Dio ha messo nelle tue mani, non materialmente ma attraverso lo Spirito Santo, il potere di compiere miracoli, il potere di imporre le tue mani su persone e queste persone essere guarite, il potere di imporre le tue mani su persone e demoni uscire da queste persone, il potere di fare rivivere persone sia spiritualmente che fisicamente. Dio ha messo questo potere nelle tue mani. Profetizza, perché Dio ci chiede di profetizzare. Il terzo miracolo che voglio condividere con voi oggi, sarò molto breve. La terza testimonianza non è un miracolo, fratelli, ma è quella che ha fatto scaturire questa. È la cosa meno spirituale del mondo, anzi è anche motivo di vanto, quindi è anche peccaminosa. Però fratelli, nel Salmo 145 c'è scritto che Dio risponde ai desideri di coloro che lo temono. Dio risponde ai desideri. Io non ho pregato per questa cover, assolutamente, non pensate che io mi sia inginocchiata a pregare Dio perché arrivasse la cover, non è stato così, e non ho neanche profetizzato, non pensate che mi sono messo sulla cassetta della posta nel nome di Gesù che la cover arrivi domani, no, ho solo pensato sarebbe bello se arrivasse questa cover domani, e quando è arrivata ciò che Dio ha messo nel mio cuore è stato
guarda come io prendo cura di tutti i piccoli dettagli della tua vita. Fratelli, la parola che io voglio lasciarvi questa sera, come ho detto, sarò molto breve, forse ho già finito, in realtà non ho preparato nessun sermone al di fuori di scrivere quali sono queste 3 testimonianze. È proprio questa: tu hai un Dio che prende cura di ogni dettaglio della tua vita. Forse noi stiamo aspettando un mar rosso che si apra davanti a noi, forse noi stiamo aspettando il grande miracolo, ma abbiamo smesso di accorgerci di quei piccoli dettagli di cui Dio prende cura ogni giorno nella nostra vita, di quelle piccole cose che Dio fa per noi. Forse abbiamo smesso di accorgercene perché non gli diamo importanza. D'altra parte, chi darebbe importanza a una cover del telefono, del tablet che arriva a casa? Eppure quando ci rendiamo conto che Dio viene incontro ad ogni piccola nostra necessità, ad ogni piccolo dettaglio della nostra vita, anche ai nostri desideri, noi ci rendiamo conto lì che Dio è veramente grandioso. Dio non ci fa mancare niente. Dio non ci fa mancare niente. Una volta Gesù ha raccontato una parabola, poi quando ha finito questa parabola ha cominciato a dire, come se io chiedessi a Etto, se Pietro ti chiedesse un pezzo di pane, tu gli daresti uno scorpione? No, è vero? O Fabio, se David ti chiedesse un gelato, tu gli daresti un serpente? A parte che i brasiliani mangiano anche il serpente, è vero? Quindi non sarebbe tanto strano. Se noi che siamo così sbagliati, no? Riusciamo a fare cose buone per i nostri figli, quanto più Dio vuole il meglio per la vita di ognuno di noi. Dio prende cura di ogni piccolo particolare della tua vita. Non avere paura a lanciare le tue preoccupazioni, le tue ansietà su di Dio, anche se sembra una cosa piccola. Dalla a Dio. Come ha detto anche prima la Gabi finché ministrava, porta ogni cosa all'altare del Signore. Porta ogni cosa all'altare del Signore, perché Dio vuole prendere cura di ogni piccolo particolare della tua vita. Non pensare che soltanto quando il Mar Rosso si aprirà davanti a te è Dio che starà agendo. Dio agisce in ogni piccola cosa. Non smettere di pregare per cose piccole. Non smettere di pregare per cose piccole che oggi ti sembrano cose banali, perché Dio vuole agire in queste cose. Non smettere di profetizzare sulla tua casa, anche se sembra che profetizzare non abbia un senso, anche se ti sembrano parole date a vuoto, anche se ti sembra che in realtà niente si sta compiendo di ciò che tu profetizzi, perché Dio in realtà sta lavorando, e Dio sta lavorando in ogni dettaglio della tua casa, della tua vita. Non smettere di profetizzare sui tuoi figli, non smettere di pregare per loro, non smettere di profetizzare per tuo marito, per tua moglie, non smettere di pregare per loro. Dio vuole prendere cura di ogni dettaglio. Dio vuole prendere cura di ogni dettaglio. Di quanti dettagli ha preso cura Dio in questo tuo ritorno in Italia? Tanti, no? Non ha aperto un mar rosso davanti a te, non ti ha salvato la vita. Sono state cose piccole, tu avresti vissuto lo stesso. Eppure Dio si è preoccupato di ogni piccola cosa. È vero? Sandro, di quante cose Dio si è preso cura nella tua vita da quando lo conosci fino ad oggi, anche di cose piccole, e tu ti sei accorto che era Dio. Non smettere di pensare che Dio non si stia preoccupando dei dettagli della tua vita. Daniel, di quante cose Dio ti è venuto incontro. Io penso che posso chiederlo a ognuno di noi può dire: Dio è venuto incontro a cose piccole della nostra vita, ma sono queste cose piccole che fanno la differenza. Quando io ho già raccontato tante volte, quando io ho cominciato la mia conversione, ancora non credevo tanto, e per questo motivo penso che ogni cosa che chiedeva a Dio, Dio me la dava, e pregavo e Dio mi rispondeva, volevo un lavoro, Dio me lo dava, volevo un altro, Dio me lo dava, volevo questo, Dio me lo dava, qualsiasi cosa io pregavo,
Dio me lo dava. Nel giro di un giorno avevo quello che volevo. Era meglio di Amazon Prime. Poi a un certo punto ho detto basta, adesso non pregherò più per cose piccole, perché Dio non può ascoltare solo me. Ero così convinto, non che Dio si stesse impegnando tanto per la mia anima, perché ogni cosa che pregavo Dio mi rispondeva. Ho smesso di pregare per tante cose, finché fortunatamente l'Andrea non mi ha riportato sul cammino della preghiera. E detto no, non c'è problema, Dio piace rispondere alle tue preghiere. Ero ancora giovane, avevo ancora i pantaloni fino al ginocchio. Dio vuole rispondere alle nostre preghiere, Dio vuole venire incontro alle nostre necessità. Non pensare che non sia così, perché Dio è tuo Padre. Dio è tuo Padre. E se tu senti che dentro di te c'è uno spirito che chiama Abba, Padre, allora questa è la confermazione che tu puoi rivolgerti a Lui come tuo Padre. Puoi chiedere a Lui ogni cosa, ogni tua minima necessità, perché è questo che i padri fanno con i figli, che i figli fanno con i padri. I figli ai padri non chiedono salvami la vita, i figli ai padri chiedono un gelato, chiedono un giocattolo, chiedono cose semplici, piccoli dettagli. Ma i padri, e soprattutto il Padre buono, ha gioia nel rispondere ai piccoli dettagli, perché sa quanto può valere la felicità di suo figlio. Dio ti ama come il suo figlio prediletto e ha gioia di vedere il tuo volto felice, ha gioia di sentire la felicità del tuo cuore. Credi questo? Credi questo veramente? Dio si rallegra con la tua felicità. Puoi dire alla persona di fianco a te, Dio si rallegra con la tua felicità. Non temere di pregare Dio, perché Dio sta prendendo già cura adesso di ogni minimo particolare della tua vita. Amen. Io ti invito a alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode. Voglio fare con voi una preghiera questa sera, una semplice preghiera, non una preghiera che cerca la potenza nella forza della voce, ma che cerca la potenza nel nome di Gesù, pregando che ognuno di noi possa riconoscere in Dio il suo Padre, sapendo quanto Dio lo ama e quanto vuole fare per Lui. Io so che tutti quanti noi conosciamo la parola di Dio, tutti quanti noi abbiamo una base biblica, ma so anche che non è facile ricordarci chi Dio è per noi in ogni momento della nostra vita. Quando l'Apostolo Giovanni scrive alla chiesa di Efeso, dice, parlando nel nome di Gesù, dice: io ho tante cose che mi piacciono di te, però ho una cosa che non mi piace. Tu hai abbandonato il tuo primo amore. E dopo di questo gli dice: ricordati da dove sei caduto. Quando Gesù dice alla chiesa di Efeso ricordati da dove sei caduto, sta dicendo ricordati da quale albero sei caduto. Ricordati su chi eri quando sei caduto. Noi eravamo su Dio. Forse noi conosciamo la parola, noi veniamo in chiesa, forse anche preghiamo, abbiamo una frequenza nella preghiera, eppure tante volte noi non ci ricordiamo da chi siamo caduti, non ci ricordiamo che Dio è il nostro Padre e che Dio vuole il meglio per noi. Non pensare che i dettagli della tua vita siano cose insignificanti per Dio. Dio è un Dio che conosce ogni capello che c'è sulla tua testa. Dio è un Dio che li ha contati uno a uno. Non perché non sappia che cosa fare durante la giornata,
ma perché Lui prende cura di te. Lui prende cura di te. Ricevi questa parola e credi in questo. Dio prende cura di me. Dio prende cura di ogni dettaglio della mia vita. Anche se non sono il migliore figlio, anche se non sono perfetto, anche se sbaglio, Dio è un padre che mi ama, che vuole vedere il mio volto felice, che vuole vedere il suo spirito agire in me e che mi vuole vedere crescere per fare le opere che Lui ha preparato affinché io le faccia. Preghiamo perché questo sentimento possa invadere ognuno di noi, che ognuno di noi possa credere veramente questo, possa sentirsi veramente figlio questa sera, sapendo che in Dio niente ci manca. In Dio niente ci manca, anzi in Dio la nostra coppa trabocca. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo pregarti questa sera, Signore, con gioia, Signore, perché questa sera Tu ci hai ricordato chi Tu sei per noi. Ci hai ricordato, Signore, di dove siamo caduti o dove siamo ancora appigliati. Io spero questo, Signore. Siamo appigliati a Te, siamo appigliati al nostro Padre. E sappiamo, Signore, che Tu vuoi solo il meglio per noi. Per questo io Ti chiedo, Dio, guarda questa sera nei nostri cuori, affinché ognuno di noi, Dio, possa venire a riconciliarsi con Te. Possano venire ognuno di noi ad avere un nuovo incontro con Te, dove ci sia bisogno di un nuovo incontro. Che ognuno di noi, Signore, possa ricevere un cambiamento da parte Tua, Signore, questa sera. Padre, io lo so, Signore, che Tu prendi cura di ogni particolare, di ogni dettaglio della nostra vita. So anche purtroppo che tante volte noi non ci accorgiamo di questo. E Dio, io questa sera Ti chiedo, apri i nostri occhi spirituali, che in questa settimana, Dio, noi possiamo vedere ogni Tuo agire nella nostra vita. Questa, Signore, è la mia preghiera per ognuno di noi questa sera, che in questa settimana ognuno di noi possa vedere il Tuo agire in ogni dettaglio della nostra vita, in ogni particolare, che ognuno di noi, Signore, possa vedere ogni Tuo agire nella nostra casa, nei nostri rapporti, Signore, in casa, nel Tuo agire anche nelle nostre finanze della casa, dovunque, Signore, ci sia bisogno di un Tuo agire, dovunque ci sia bisogno, Signore, dovunque c'è un nostro desiderio portato a questo, che noi possiamo venire a vedere questo Tuo agire e a riconoscere soprattutto che sei Tu che stai agendo in nostro favore. Come, Signore, ci hai lasciato scritto, non si è mai visto un Dio che lavora per coloro che sperano in Lui. Questa sera noi speriamo in Te, Padre. Questa sera noi vogliamo dichiarare che speriamo in Te, che confidiamo ogni cosa a Te, che abbandoniamo ogni cosa a Te, sapendo, Signore, che Tu sei il Padre buono che può venire incontro alle nostre necessità. Signore, ravviva oggi la Tua Chiesa, affinché ognuno di noi possa mettere gli occhi sulle Tue azioni nelle nostre vite. Io Ti prego per questo nel nome di Gesù, che la Tua Chiesa sia una Chiesa gioiosa di avere un Padre così buono. Amen. Ti amo, Dio, la Tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle Tue mani, dal momento in cui mi apri fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo Tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà
tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità tua presenza mi conforta. So che sei il mio Padre, il mio amico sei, io vivrò la bontà del mio Dio. Dichiari sei fedele, sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele, sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Prima di dare il microfono al pastore, volevo chiamare qua la nostra sorella Suelen, che anche lei è stata guarita sabato scorso, e volevo che lei raccontasse ancora per aumentare ancora un po' di più la nostra fede, ciò che Dio sta facendo. Grazie a tutti. Settimana scorsa stavo qui no culto. ero qui nel culto.
não estava me aguentando nem ficar sentada de tanta dor nas Non costas. ce la facevo neanche stare seduta da tanto male alla schiena che avevo. Foi uma semana difícil de tanto trabalho È stata una settimana difficile di tanto lavoro e teve um dia da semana que eu não consegui trabalhar de dor. e c'è stato un giorno della settimana che non sono riuscita a lavorare dal dolore. E na oração do pastor Paulo, E nella preghiera del pastore Paolo ele pediu para erguer as mãos mi ha chiesto di alzare le mani, aqueles que estavam com alguma malatia, quelli che erano malati, e eu não ergui minhas mãos e io non ho alzato le mani porque eu pensava que era uma dor. perché pensavo fosse un semplice dolore. E uma pessoa que estava ao meu lado E una persona che era di fianco a me ergueu as minhas mãos ha alzato le mie mani e começou a orar comigo. e ha cominciato a pregare per me. E a oração foi tão forte La preghiera è stata così forte. e assim, eu creio que Deus sabe realmente do que a gente precisa, E io credo che Dio sa veramente di cosa abbiamo bisogno. porque no domingo Perché domenica eu acordei, sono svegliata, virei pro meu marido e falei: mi sono girata verso mio marito e ho detto: eu não estou com dor. non mi fa male? Ele me perguntou como que eu estava E lui mi ha chiesto come stavo e eu não estava com a dor. e io non avevo più dolore. É uma coisa inacreditável, mas essa é o que Deus faz. É uma coisa São incrível. coisas que a gente não vê. È una cosa che Dio fa e noi non vediamo. Sim, e eu creio que Deus é fiel em nossas vidas. Credo che Dio è fedele nelle Ele nostre sabe o que a vite. gente precisa Sa di cosa abbiamo bisogno. e a gente precisa crer Noi dobbiamo credere que Ele cura. che Lui cura. Sei fedele em ogni tempo, Signore. Cantiamo insieme. Sei fedele em ogni tempo. Alleluia. Em ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà. La tua bontà. La tua bontà mi seguirà, Signore. Aplauda em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Ci sarebbe un'altra grande testimonianza proprio sul culto di sabato. Non so se Leonardo riesce a recuperare il messaggio, se no ce l'hai? Leonardo ha sua mamma in Brasile che non sta tanto bene e visto che c'era un predicatore brasiliano gli ha detto: segui il culto, segui la live della chiesa, e sua mamma ha guardato il culto e ha ricevuto la preghiera che è stata fatta dal pastore Paolo. Vediamo se riusciamo a fare sentire l'audio sul microfono. Boa noite a todos. Eu sou a mãe do Leonardo. Eu estou aqui no Brasil. Estou com problemas de saúde. E ele hoje, sabendo que o pastor era brasileiro, falava português e eu não entendo italiano, ele me mandou o link para que eu ouvisse. E eu ouvi. E eu prestei atenção. Na hora da oração eu tomei posse. Eu estava sozinha. Eu chorei, eu levantei minhas mãos. Nesse momento eu senti um calor muito forte percorrendo meu corpo, mas um calor muito intenso.
certeza que foi o Espírito Santo me curando. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, que eu estou muito contente e que eu tenho certeza que Deus me curou nesse momento. Eu vou ao médico essa semana, vou levar meus exames e depois eu mando o testemunho para vocês. Muito obrigada, boa noite. Vabbè, facciamo un altro applauso al Signore allora. Amen. Dio è un Dio che a volte apre un mar rosso davanti a noi. Dio è un Dio che a volte fa miracoli che salvano le nostre vite. E a volte fa miracoli più piccoli, più semplici, che magari non notiamo, ma sono i piccoli dettagli della nostra vita in cui Dio ha piacere di lavorare per vedere la nostra gioia sul nostro volto. Stiamo finendo il culto di questa sera. Come ho detto, dopo c'è il Worship Day, avrete un'ora e un quarto, un'ora e 20 anche per riprendere le forze, ma se avete la possibilità fermatevi. Dio gradisce questo, un sacrificio vivente, gradito a Dio, un sacrificio fatto con adorazione. Prima di finire il culto vogliamo fare gli auguri a chi compie gli anni questa settimana. Non so se c'è qualcuno, a parte della missionaria Chris. Accendiamo le luci. Grazie. Lo sapeva, ma non si è tirata indietro. Sapeva che avrebbe passato da tutto questo, ma lo stesso è venuta, quindi vediamo anche il coraggio come cresce insieme all'età. Possiamo stendere la nostra mano verso di lei, pregare perché Dio possa benedire un nuovo anno della sua vita. Padre, noi ti preghiamo questa sera per la tua figlia Cristiane, Signore, alla quale hai dato questa gioia di compiere un altro anno, Signore, che possa essere un anno pieno di grazia, pieno di misericordia, pieno della tua presenza, ma anche pieno di gioia e di allegria nella sua vita, nella sua casa, Signore. Tu hai tanti progetti, Signore, tanti propositi, Signore, con lei, tanti progetti e propositi con la sua casa. Io ti chiedo, Signore, che questo possa essere un anno, Signore, di rinnovo, di trasformazione, possa essere un anno in cui tu possa agire ancora, Signore, sopra di lei, sopra la sua famiglia. Nel nome di Gesù, Signore, benedici i cristiani e l'anno che è appena cominciato. Amen. Tanti auguri a te. Allora che Dio possa benedire le nostre case, che Dio possa benedire le nostre famiglie, che il Signore faccia risplendere il suo volto su ognuno di noi, donarci la sua gioia, il suo spirito, che questa settimana possa essere piena di Lui e che l'amore di Dio